Mancano solo 3 giorni al via della 61esima edizione dello Spiedo Gigante di Pieve di Soligo e noi siamo in compagnia di Thomas Ceschin, presidente della Proloco di Pieve di Soligo, appunto, per presentare le novità di questa nuova edizione 2017, un'edizione che è già stata ribattezzata come l'anno del record. Perché, Thomas? Perché il giorno 8 ottobre 2017 facciamo appunto la più grande cottura di quaglie al mondo. Di tradizione lo spiedo gigante sono le quaglie allo spiedo, all'incirca ne vanno su 1400-1500 porzioni ogni anno e quest'anno andiamo con più di 3000 quaglie a battere i 360 kg di record del mondo e quindi è una grande svolta per il paese di Pieve di Soligo e ne siamo contenti. Un anno veramente, un'edizione veramente da record, quindi si cerca di sorpassare e di arrivare al Guinness dei primati per questa cottura di quaglie nello spiedo gigante. Un'edizione nuova, 2017, un anno del record, ma anche un'edizione che si prolunga. Quest'anno sono 3 i weekend di festa. Sì, iniziamo quindi dal 22 settembre, il venerdì, dove andiamo a dedicare il venerdì ai giovani. Praticamente facciamo Radio Peter Pan il venerdì. Il sabato facciamo i Turbo Max con serata galletto con patate e domenica nel pomeriggio ci saranno mercatini. Durante il mezzogiorno ci sarà lo spiedo gigante cucinato a livello tradizionale, quindi 3 pezzi, e la sera ci saranno dei personaggi Zelig e Colorado che andranno a animare un po' quello che è la sagra dello spiedo gigante. L'evento si chiama Canto e Rido Show, che è una serata anche molto importante. Musica, tipicità, tradizioni, ma anche delle serate di contorno, al di là dei weekend, che durante la settimana si inseriranno nel programma della 61esima edizione. Qualche indiscrezione puoi lasciarcela? Sì, allora, innanzitutto andiamo a rifare quello che abbiamo fatto l'anno scorso con l'Accademia dello Spiedo Alta Marca. Ci saranno delle lezioni di spiedo, quindi dei workshop. Si andranno a conoscere, si andrà a conoscere come si svolge la cottura del vero spiedo, quindi si va a imparare proprio a fare lo spiedo. Ci sarà una serata dedicata all'Accademia del Tiramisù, quindi alla ricetta originale. Ci sarà il presidente dell'Accademia del Tiramisù che presenterà la serata. Ci saranno delle serate coi funghi, dei formaggi e ci sarà una serata, due serate dedicate alla presentazione dei libri. Praticamente la prima sarà un libro d'autore che parlerà del centenario di Caporetto, mentre il secondo, tratto da un libro, ci sarà il film Finché c'è Prosecco c'è Speranza, che ci saranno anche il regista, l'autore e il produttore del film. Quindi sono delle serate molto importanti, anche perché sono degli argomenti adesso che tra il prosecco e il tiramisù che attireranno anche molte persone, quindi speriamo vada tutto bene. Per chiudere, stiamo arrivando davvero al via di questa manifestazione, insieme al tuo gruppo, al tuo staff, siete al lavoro da mesi, giorno e notte si corre senza sosta. Cosa ti senti di dire a tutti i tuoi collaboratori? Ho dei collaboratori fantastici perché sono proprio dei collaboratori da record e non finisco mai di ripeterlo quest'anno. Sono molto contento, attualmente stiamo montando tutte le strutture insieme, alla sera finiamo anche molto tardi, quindi spero vada tutto bene e riusciamo tutti quanti a divertirci, perché il volontariato è molto importante e dobbiamo tenere stretta quello che è la Proloco di Pieve di Soligo. Dobbiamo tenerla viva come era e come è sempre stata in questi 60 anni. Grazie allora a Thomas Ceschin, presidente della Proloco di Pieve di Soligo, e l'appuntamento allora è con la 61esima edizione dello Spiedo Gigante qui a Pieve di Soligo.